Il Presidente della Regione Luca Zaia ha l'onore di tagliare questo primo grappolo di uva d'Orona. Allora Presidente, un nuovo tassello nel già ricco panorama vitivinicolo veneto? Beh, assolutamente sì, anche la volontà di riconfermare questa vocazione agricola che le isole veneziane hanno, ma anche parlare ai cittadini, ai consumatori, i quali debbono sapere che il prodotto legato al territorio è un prodotto di qualità, un prodotto garantito, un prodotto che non fa ammalare. Ecco, la strategia giusta in un mercato competitivo come quello del vino è non inseguire gli altri ma affermare le nostre caratterizzazioni. Beh, sarebbe impossibile pensare di fare concorrenza agli indiani che guadagnano €1 al giorno e ai cinesi che ne guadagnano 5. La verità è che noi la concorrenza la dobbiamo fare sotto il profilo qualitativo, storico e identitario. La storia che noi sappiamo dare del prodotto e della qualità rispetto ai nostri prodotti nessun altro la sa dare. Grazie al Presidente Luca Grazie a voi. Zaia. E se questa uva d'Orona torna ad esistere, grazie all'abilità dell'azienda Bisolo, io sono insieme a Gianluca Bisolo, a cui do il benvenuto. Allora, tanta curiosità attorno a questo vitigno autoctono, ecco, ci dice quali sono le caratteristiche? È un vitigno che ha una storia secolare, parliamo di 500 anni di storia, un vitigno quindi che è legato alla storia di Venezia e alle isole, è un vitigno che qui in questo terreno trova un'ulteriore caratteristica di interesse che è la sfida che c'è tra la terra e l'acqua salata della laguna, che spesso immerge la vigna e che quindi poi la vigna si trova i sali della laguna nel terreno. La pioggia poi ripulisce di nuovo con l'acqua dolce il terreno e quindi la composizione di questo terreno è una sorta di combinazione di una cassaforte, è una cosa che rende questo vitigno ancora più interessante, il gusto di questo vino unico e irripetibile. Come è andata la vendemmia? La vendemmia sta iniziando, ci sono buoni presupposti, è importante in questo momento che il tempo regga, che ci consenta di vendemmiare bene e quindi siamo molto ottimisti. Ascolti, importante è la sfida con i mercati esteri, come fare per affermarsi? I mercati esteri sono fondamentali, sono il mercato del futuro, abbiamo tanti mercati nuovi come la Cina e l'Asia in generale, ma anche il Sud America. Dobbiamo attrezzarci per affrontare prima di tutto con accordi doganali questi mercati che spesso hanno delle barriere d'ingresso ai nostri vini con dazi doganali incredibili, ma poi anche con una sinergia e una capacità di promuovere il proprio prodotto come un prodotto unico e irripetibile, quindi non utilizzare soprattutto solo vitigni internazionali globalizzati, ma soprattutto vitigni autoctoni. Quindi insomma lei è ottimista guardando al futuro? Sicuramente grande impegno più del passato per poter raggiungere gli obiettivi, però partiamo con un valore aggiunto che poche altre nazioni hanno. Io ringrazio Gianluca Bisol, grazie. E siamo insieme al sindaco di Venezia, il sindaco Orsoni. Allora, Venezia non è solo mostra del cinema, ma è anche tipicità ed è vino in questo caso. Sì, ma come sempre Venezia è l'eccellenza in tutte le cose, no? Nell'arte, anche nel food. Vediamo questa piccola realtà, ma di grandissima qualità, che questa vigna chiusa, recuperata dall'amministrazione comunale circa 10 anni fa e poi è affidata con una gara ad un privato illuminato come l'attuale concessionario Bijol, che la sta riportando agli splendori di un tempo. Quindi insomma abbiamo anche dei bravi imprenditori, diciamolo. Beh, guai, noi nel Veneto abbiamo degli imprenditori straordinari, ce lo riconosce tutto il mondo e credo che un legame fra l'imprenditoria del Veneto e Venezia sia la cosa più naturale e che può dare i maggiori frutti. Io ringrazio il sindaco di Venezia, il sindaco Orsoni, grazie. Grazie a lei. E nell'ambito di questo progetto di recupero dei vitigni autoctoni del Veneto non potevamo non sentire anche Giorgio Cecchetto, a cui diamo il benvenuto. Allora, buongiorno, è un piacere parlare con lei, in particolare sappiamo che la sua area di competenza è il Raboso, giusto? Però cosa ci può dire di questa giornata? Ma oggi è una giornata importante, credo, perché vengono messe in evidenza le radici del Veneto, le radici intendendo questi vitigni autoctoni importantissimi per la nostra regione. Ecco, un momento importante questo anche per ricordare la DOCG
Bella posa. Sì, siamo proprio addirittura d'arrivo con questa DOCG finalmente, e tantissimi produttori ci credono e potrebbe essere veramente quello che dà il là a livello internazionale al nostro raboso. La DOCG che si differenzia dalla DOC tradizionale sostanzialmente per una quota parte di uva posta in appassimento, quindi questa parte di uva in appassimento va a smussare l'irruenza, la rabbiosità del raboso, quindi ingentilirlo in qualche maniera. Grazie a Giorgio Cecchetto. Chiudiamo qui dall'isola di Mazzorbo insieme all'assessore provinciale all'agricoltura di Venezia, Massimiliano Malaspina. Venezia non è solamente turismo, non è solamente pesca, ma è anche agricoltura, e agricoltura possiamo dire eroica in questo caso. Sì, Venezia è questo che è stato inaugurato oggi, il primo taglio di questo vitigno, che da quel che mi avevano detto i proprietari Bisiol doveva essere fatto l'anno prossimo. Invece quest'anno si sono ritrovati con un quantitativo di prodotto sufficiente per poter fare l'inaugurazione di questo nuovo vitigno. È un segno di buon auspicio per questa sfida, che è stata il coltivare questo vitigno autoctono. Dunque, se già il primo anno riusciamo a vinificare, vuol dire che anche le isole di Venezia sono terreno fertile per questo tipo di agricoltura, di nicchia, perché in realtà poi rimane un piccolo fazzoletto di terra che viene coltivato. Comunque nel mercato d'oggi la gente cerca questo, cerca la tipicità, cerca l'unicità delle cose, e solo il nostro territorio può dare questo tipo di prodotto. Continuando a parlare di agricoltura, Assessore, diamo un appuntamento agli amici da casa, la ritroveremo dove? A Mirano per la festa dell'agricoltura e per un convegno importante sui reflui zootecnici in provincia di Venezia, che andiamo a risolvere un problema sui nitrati importante soprattutto per le aziende di allevamento di bovini, che ad oggi avevano appunto questo problema e non potevano fare investimenti nel mondo delle biomasse perché troppo costosi per loro. Grazie all'assessore Malaspina. Amici, noi qui da Venezia, da questo angolo di paradiso dell'isola di Mazzorbo vi salutiamo, ma Verde Nord-Est continua.